restituire ai canali di scolo la portata ottimale e limitare il rischio di allagamenti durante le perturbazioni. Queste le motivazioni dei lavori che Iren sta svolgendo nel lato sud di Piazza Roma, finanziati da ATO e richiesti dal Comune, che ha rilevato l'occlusione durante le videoispezioni. Abbiamo trovato qui a sud di Piazza Roma, nel canale primario, un tubo dell'acquedotto di diametro 50 cm. Questo è stato posizionato negli anni 60 senza nessun scrupolo, a un'altezza dal pavimento del canale di 30 cm. Quindi tra questo spazio qui e lo spazio che c'era del tubo di 50 cm abbiamo un rallentamento dell'acqua e un'occlusione di materiale verso monte di 80 cm. Qui quali canali di scolo vengono confluiti? Confluiscono partendo da via Mafalda di Savoio tutto il parcheggio a monte, poi viene Vico Malpertuso, poi abbiamo tutta via Entella, via Marsala, metà Corso Dante, via Veneto, via Rambaldi e tutta Piazza Roma. Quali sono i passi successivi dell'intervento? Questa prima fase della rottura, demolizione delle pareti e viene posizionato un tubo carugato sotto al fondo del canale circa 30 cm in modo che poi viene richiuso il fondo del canale, ricostruito le pareti e se dovesse poi piovere almeno l'acqua può defluire senza problemi. Poi la seconda fase verrà praticamente modificato questo tubo e passato sotto canale in modo che il deflusso portata sia massima. Gli interventi dovrebbero terminare, salvo problematiche legate al meteo, entro fine mese. Seguiranno lavori simili sul lato nord della piazza, dove un tubo con diametro di circa 30 cm rallenta il deflusso delle acque bianche. L'amministrazione comunale ha detto poi di essere intenzionata a svolgere videoispezioni anche nell'incrocio tra via Trieste e via Nino Bixio.